Il 21 e 22 marzo scorso gli artigiani alimentaristi veneti della Confartigianato hanno offerto ai parlamentari e ai funzionari di Bruxelles una selezione di piatti tipici della cucina regionale nella sede del Parlamento europeo. Un successo preannunciato, visto che alla cena si sono presentati oltre 500 fra eurodeputati e funzionari. Tutti hanno gustato la soppressa vicentina, il formaggio monteveronese, gli spuncioni, antipasti, l'asparago bianco di Bassano, il baccalà alla vicentina, i bigo in salsa, il risotto con l'anguilla, i tortellini di Valeggio burro e salvia, il prosciutto di Montagnana, il risotto radicchio e salsiccia e tanti altri prodotti. Il tutto innaffiato da una selezione di vini locali, dal Durello dei Lessini al Valpolicella al Moscato Fior d'Arancio e l'immancabile Prosecco. La missione è stata curata nei minimi particolari da 25 maestri, ristoratori, pasticceri, panificatori, pastai, salumieri, casari, che hanno voluto dimostrare al Parlamento europeo che l'eccellenza dell'enogastronomia artigiana veneta deve essere valorizzata e non mortificata da leggi a favore di potenti lobby industriali che vogliono standardizzare i prodotti a loro tornaconto. Una super cena super apprezzata da tutti, spagnoli, francesi, tedeschi e degli altri paesi europei. Un riscatto d'orgoglio per gli stessi europarlamentari, prima fra tutte l'europarlamentare veneta Mara Bizzotto, ispiratrice dell'importante iniziativa. Sicuramente far conoscere attraverso questi prodotti gustosi la nostra terra, il Veneto, ma anche far riflettere i funzionari, i parlamentari e dire che sì, la cosa che stiamo mangiando è buona, però ha una storia. E se vogliamo che questa storia rimanga e soprattutto se vogliamo continuare a mangiare questi prodotti, l'Europa non può far finta di niente. L'eccezionale evento è stato organizzato da Confartigianato Alimentazione Veneto con il contributo dell'EBAV. Dal Veneto è partito un tir carico di oltre 700 kg di prelibatezze e 300 bottiglie di vino. Alcuni dati: 45 kg di baccalà alla vicentina, 80 kg di casunziei, bigoli, cappelletti, 87 kg di dolce e 70 di pane, 159 kg di antipasti. Altro che scatolette, cibo confezionato e OGM. Il vicepresidente nazionale della Confartigianato Claudio Miotto insiste affinché i parlamentari italiani stiano attenti e vigilino concretamente con cognizione e si punti ad una seria valorizzazione del Made in Italy. Noi chiediamo semplicemente la salvaguardia della nostra cultura e della cultura dei nostri prodotti, perché non è continuamente facendo leggi nuove e impedendo di continuare a lavorare in questa maniera che si crea economia. Io credo che la logica delle scatolette sia una logica interessante, ma non può valere per tutto il mondo. Il turismo non viaggia con le scatolette, viaggia con i cibi locali. Noi dobbiamo difendere questi cibi locali. La missione si è conclusa la mattina successiva sempre al Parlamento europeo, con la colazione offerta a base di fugassa veneta, gata vicentina, codinza bellunese, segno trevisano, torta ciosotta, miazza rudigina e altre specialità del territorio veneto. Le imprese artigiane attive nei settori dell'alimentazione sono in Veneto più di 8.000, con un forte indotto che dà occupazione a decine di migliaia di persone se si considera lo stretto binomio fra enogastronomia e turismo.